Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Vedremo, non bruciare i tempi. Siamo anche oggi partiamo con un brano, le canzoni saranno dedicate tutti a Lina Chiusso. Lina Chiusso perché è una cantante locale qui degli anni 60, dove ad agosto vi daremo un appuntamento perché faremo tutta una serata dedicata a Lina Chiusso. Allora andiamo, sentiamo il primo brano, Forget Domani. Tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, perché forse non verrà. Oh, tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, perché forse non verrà. Domani, forget domani, viviamo oggi, chi lo sa se c'è domani. Amore, non ci pensare, la vita è breve, lasci a vivere tuo cuore. Oh oh che luna, oh oh che mare, con questa luna, questo mare, tu con me. Amore, amore, tienimi stretta a te, non farmi più pensare che domani forse non ti rivedrò. Viviamo oggi questo nostro amore, il tempo fugge, non si può fidarsi del domani, no, no, no. Tu dimentichiamo mai, tu dimentichiamo mai, tu dimentichiamo mai, perché forse non verrà. Oh, tu dimentichiamo mai, tu dimentichiamo mai, tu dimentichiamo mai, perché forse non verrà. Amore, amore, tienimi stretta a te, non farmi più pensare che domani forse non ti rivedrò. Viviamo oggi questo nostro amore, il tempo fugge, non si può fidarsi del domani, no, no, no. Tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, perché forse non verrà. Oh, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, perché forse non verrà. Oh, Tu dimentichiamo domani, il brano di Lina Chiusso. Vediamo un po' se c'è il nostro ospite. Pronto Mauro? Viene fuori che hai il microfono. Dovremmo avere in linea Sì,
hai il microfono, viene fuori che hai il microfono chiuso, io da qua non posso accendertelo. Allora, vediamo intanto, finché vediamo che Mauro risolve il problema del microfono, vediamo un'altra novità, volevo metterla alla fine, ma la mettiamo La possiamo adesso. anche mettere due volte, all'inizio e alla fine. Sì, esatto. Allora, ci stiamo preparando per il prossimo anno, che sarà una stagione con i fiocchi, non con i fuochi, ma con i fiocchi. E quindi abbiamo creato con i nostri amici la nostra sigla di Radio Nostra. Ascoltiamoci questo brano che è carino, insomma, divertente. Andiamo. Radio Nostra è qui con te, accendi il cuore e ascolta che c'è. Dal microfono voliamo via, tra notizie, musica e poesia. Radio Nostra è la nostra voce, il mondo gira e lei ci conduce. In 80 giorni o anche di più ci porta lontano, non torna mai giù. Con Rossella che lancia un'idea, Stefano riflette, Gianluigi crea, ambiente, spettacolo e verità. Su Radio Nostra la libertà. Radio Nostra è la nostra rotta, tra onde sonore e la mente raccolta. Un giro del mondo in ogni puntata. La curiosità è sempre invitata. Non serve un biglietto, solo ascoltare. C'è chi racconta e chi sa sognare. Da qui partiamo senza confini. Radio Nostra ci apre i cammini. Radio Nostra è la nostra casa, dove la mente mai si riposa. Ogni domanda trova il suo perché. Su Radio Nostra succede di tutto, succede con te. Siamo riusciti a sentire il brano e niente, non riesce a collegarsi il nostro primo ospite che dovevamo parlare di api, Mauro Schiavon dell'associazione Free Ocean Free, un'associazione Onlus che ha come progetto, si chiama Le Api Felici, raccoglie fondi appunto per creare isole verdi prive di sostanze tossiche dove possono esserci ospitate insomma le api. E la cosa bella di queste associazioni, intanto mandiamo anche per chi vuole donare il 5 per 1000 il numero fiscale di fatto dell'associazione. E il progetto ovviamente si rivolge a tutti, dai privati ai pubblici, agli enti pubblici, alle aziende, dove possono mettere a disposizione delle piccole isole di terreno, dove appunto le api possono avere un luogo per riprendersi e riprodursi in serenità. Ecco qua. Oggi ci sono problemi con i microfoni, con le connessioni. Peccato perché noi eravamo contenti di dare voce alle api Sì.
che sono importantissime per la nostra alimentazione, ce lo dimentichiamo abbastanza spesso, no? Ma in alcuni paesi, insomma in Cina, ci sono già operai che fanno col pennellino il lavoro che le api fanno gratuitamente e benissimo. Per noi quello è il lavoro di impollinare i fiori e di fare in modo che questi fiori poi diventino frutti, no? E le api sono molto minacciate adesso perché c'è meno verde, il verde è spesso avvelenato con pesticidi e naturalmente questo fa malissimo a questi esserini microscopici. C'è molta monocoltura, quindi non c'è quella varietà di piante che sono preziosissime per le api. D'altronde vengono viste da alcuni come erbacce anche le margheritine, voglio dire, no? Per cui insomma per le api adesso in questi anni qua, questi ultimi anni è difficile sopravvivere. Sì, Quindi siamo molto contenti di... sì, loro poi hanno anche, li ho incontrati a una fiera dove era annuale, loro con uno stand, loro ti danno anche la casettina delle api, vediamo adesso un po' se ve la faccio per chi la può collegarsi ai video, la può vedere, ecco che è proprio una casettina, un piccolo alveare portatile da tenere sul balcone vicino alle finestre e niente, aspettando ti danno anche la bustina con delle api che dopo si risveglia col bozzolo di un tipo di ape che poi a giugno si risveglia e Ah, quindi incominci a fare il tuo piccolo alveare che anche sul balcone ha sempre il suo, il suo il fascino, suo no? fascino, esatto. Va Ascolta, bene. ma non è che poi queste api pungono tutti, abbiamo paura delle punture delle No, api, sono più le vespe che pungono, io direi che le sono api. le Le vespe, è vero? Anche api, perché alle api non conviene, esatto, anche nel perché senso... appunto le api se ti pungono cioè muoiono, Muoiono. no? Perché perdono il Muoiono. pungiglione sul corpo dove lasciano le api. Allora, io direi che purtroppo non riusciamo a collegarci con Mauro. Comunque, se volete trovarli, ascoltarli e vederli, loro sono il 18 maggio, quindi fra il fine settimana, domenica 18, alla giornata nazionale della biodiversità a Forte Cosens Adese di Mestre. Quindi avranno sicuramente un banchetto, una postazione e quindi potrete trovarli lì e- e insomma Eccolo, eccolo, eccolo. e salutarli. E noi abbiamo il secondo ospite che si è collegato, grazie per la tempestività. Allora, prima di passare al prossimo ospite, ringraziamo lo stesso Mauro Schiavon e la sua associazione Free Ocean Scusa, Free. hanno un sito queste api Sì, felici? certo, hanno un sito, c'è, l'ho messo adesso sul monitor, comunque il sito è www.freeoceanfree.org e trovate un po' tutte le informazioni, non solo, dopo loro hanno la salvaguardia del mandorlo sardo e anche oltre alle api felici hanno anche un altro progetto sulle api che è quello di creare delle aree, delle piccole oasi, tante piccole oasi fanno un'oasi grande, no? Secondo, che si chiama appunto il progetto Api in Fiore, eccolo qua, adesso lo sto mettendo. E niente, e creano questo progetto. Andate allora sul sito che ho messo, lo trovate
sul monitor, ma comunque lo trovate scritto anche sotto sulla casella di YouTube. E passiamo al secondo brano, Se tu non fossi qui. Questo è proprio il caso di dire a Mauro. Se tu non fossi qui, se tu non fossi qui, povera me, sarei una cosa morta, una candela spenta, una donna inutile. E se tu mi lasciassi davvero, che varrebbe lottare da sola, come pensare ad amare di nuovo, lo potresti tu. Se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei nascondermi. Io andrei a piangere, chiamandoti. Se tu non fossi qui accanto a me, con me. E se tu mi lasciassi davvero, che vorrebbe lottare da sola, come pensare ad amare di nuovo, lo potresti tu. Se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei nascondermi. Io andrei a piangere, chiamandoti. Se tu non fossi qui accanto a me, con me. Lina Chiusso, Se tu non fossi qui. Allora passiamo appunto con la nostra mongolfiera, andiamo dalla parte opposta del nostro golfo, sul golfo di Genova, e vediamo questa piccola animazione che ci introduce al nuovo ospite e alla nuova associazione. La Lanterna è una cooperativa sociale onlus e si occupa di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. Questo è possibile attraverso il recupero di libri e vestiti in donazione e successiva rivendita. Ci trovate alla libreria San Benedetto, a Sestri Ponente, e alla bottega Ciacchi, nel centro storico di Genova. Ecco qua, abbiamo sentito l'animazione della Lanterna e con noi abbiamo Michele Michalizzi. Ciao Michele! Eccoci, Benvenuto buonasera a tutti, Michele. ciao. Buonasera. Bentrovati, buonasera a voi. Mi Bene. sentite? Prova. Sì, Chiama sì, Roma ti sentiamo. 3131, ci stavo. Perfettamente, grazie. Scusate, io vi sento benissimo, mi veniva in mente
Magni Bracardi e Renzo Arbore con Alto Gradimento e con il prova prova chiama Roma 3131. Scusate, volevo farlo, ci tenevo da tutta la vita. E Bracardi mi fa venire in mente: perché non sei venuta? Ting, lo sai che io ci stevo. Ting, esatto. Siamo sul nostalgico Vabbè. qua, eh? Come? Siamo sì, sul nostalgico. Siamo dei vecchietti, io sono vecchietto perlomeno. Perché non sei venuta? Ding. Ecco. Bene, allora, Ding. dopo questo Bene. repertorio passiamo alla lanterna. Raccontaci un Sì, po' la società allora- cooperativa, da quanto tempo c'è, so che nasce anche da un personaggio storico sia di Genova ma anche nazionale, no? Sì, è vero, un personaggio storico, lo è stato sia per Genova che per tutto il territorio nazionale, sì, anche perché negli ultimi anni Don Andrea Gallo ha girato per l'Italia raccontando tutte le attività che la comunità ha fatto in questi anni. Comunque, buonasera anche a chi ci sta ascoltando, sono Michele, uno dei soci cooperativi della cooperativa La Lanterna, cooperativa sociale Onlus di Genova, appunto. E intanto vorrei ringraziarvi per averci fatto salire sulla mongolfiera. Beh, si E vede, c'è volevo tutta un'altra chiedere- visione da qua, Sì, volevo anche chiedere però come si scende? Perché non ho dopo mai vediamo, capito se uno... dipende dalle risposte Dopo che... vediamo. Dopo vediamo. Dipende da Ok, come ti ok. comporti. Ci sono modalità Va bene, va veloci o lenti. D'accordo. Comunque, la nostra... vorrei raccontare appunto la nostra piccola realtà, questa cooperativa, e intanto anche ringraziare i soci della cooperativa che si sono fidati nell'avermi affidato il compito di raccontare chi siamo e quello che facciamo. Anzi, per dirla tutta, non so se ringraziarli perché sono molto emozionato. Comunque, andiamo avanti. Sì, la storia della cooperativa, ecco, partirei proprio dalla storia di questa cooperativa, La Lanterna, che è nata nel 1992 proprio all'interno dell'Associazione Comunità San Benedetto al Porto, di cui Don Andrea Gallo è stato coordinatore ed animatore. Poi magari se dopo vogliamo approfondire anche un pochino la sua figura, mi dite voi. Comunque, dagli anni 2000 la cooperativa si è resa autonoma, mentre fino al 2000, insomma, era a tutti gli effetti all'interno dell'Associazione Comunità San Benedetto al Porto. E ad oggi ha una sua ragione sociale ed è formata da due rami di impresa, che sono la Libreria San Benedetto, che si trova a Sestri Ponente in via Donizetti, in una zona periferica di Genova. In realtà Sestri Ponente è una delegazione, come si dice, di Genova, insomma, Sì. oltretutto molto popolosa. E sì, Un quartiere, diciamo, no? Tipo, non so. sì, un quartiere, un grande quartiere, perché adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma no, infatti non la dico, non dico i numeri, non dico gli abitanti perché rischio di dire comunque, insomma, sì, è un grandissimo quartiere. Sì, sì. E è formata appunto dalla libreria e dalla bottega Ciacchi, che invece è nei Caruggi, nei vicoli del centro storico, per intenderci, in via Posta Vecchia. E Vicino al porto? appunto è nata... O no? Sì, praticamente sì, Ah. sì, è nei vicoli, per Nei vicoli cui sì, è di... vicinissimo al porto. Allora Il l'ho centro anche vista storico. Sì. quando sono passato per Genova. Ah, ok, ok. Vabbè. Sì, e vi aspettiamo, quando venite a Genova venite a trovarci, Certo. assolutamente. Vi accogliamo con il pesto. Ah, E, che non so quanto augurante dicevo- sia, ma comunque... perché? No, che ci pestate con il pesto. No! Comunque, tutto nasce grazie alla sensibilità dei singoli cittadini che all'epoca all'interno della comunità San Benedetto portavano libri e vestiti per sostenere la comunità e nella speranza che si potesse riuscire a collocarli, a ridargli nuova vita. Poi, con l'emanazione della legge 381 del 1991, si è potuta dare un'opportunità, cioè l'idea è stata: diamo un'opportunità di lavoro che sono all'interno della cooperativa
della comunità, scusate, e che arrivavano da storie complicate, perché la comunità accoglieva persone che arrivavano dall'abuso di eroina, insomma, dall'abuso di sostanze, dal carcere, da difficoltà personali di molti tipi, insomma, ecco. E vorrei sottolineare che la legge 381 è un'ottima legge, perché grazie ad essa le cooperative sociali hanno la possibilità di perseguire quello che è l'interesse generale della cittadinanza attraverso l'integrazione sociale dei cittadini. E questa legge si divide in due rami. Le cooperative si dividono in cooperative di tipo A e cooperative di tipo B. Le cooperative di tipo A si occupano di servizi alla persona, ovvero servizi sociosanitari ed educativi, mentre invece le cooperative di tipo B, come la nostra, si orientano, camminano su diverse attività agricole, industriali o, come nel nostro caso, commerciali. E il tutto appunto è finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Quello che facciamo nella pratica è recuperare libri e vestiti in donazione, appunto, perché è continuato quello che è iniziato ormai, che l'Associazione Comunità San Benedetto prende il via grazie a Don Andrea Gallo nel 1970. Quindi continuiamo a ricevere in donazione libri e vestiti che selezioniamo, e dove ce n'è bisogno, questo almeno per la parte dei vestiti, li ripariamo, li laviamo e li rivendiamo. Con il ricavato paghiamo gli stipendi dei soci lavoratori e tutte le spese ovviamente di gestione della cooperativa. Un altro aspetto molto... Quanti soci lavoratori avete? Così. Sì, ci arrivo subito, volevo soltanto aggiungere una cosa. Sì. No, figurati, ci mancherebbe altro. Così facendo, perché è un aspetto molto importante questo, si riduce l'impatto ambientale che questi avrebbero se venissero buttati, perché le persone ce li donano per sostenerci, ma anche perché vogliono disfarsene. Magari hanno la casa piena di libri o hanno vestiti che, come dico io ultimamente, non è che se siamo ingrassati, sono i vestiti che si sono ristretti. Insomma, quindi ci siamo specializzati nella vendita, questo per quanto riguarda la parte degli abiti, dei vestiti, nel vintage e in fibre naturali, quindi non teniamo più fibre sintetiche, che poi vengono rivenduti peraltro a costi medio-bassi rispetto ai prezzi di mercato, e questo dà la possibilità a chi non può permetterselo anche di acquistare abiti di pregio e di grandi marche. Peraltro i vestiti che riceviamo, una parte va come rifornimento per la bottega Sciacchi, una parte viene donata alla comunità nordafricana che è molto numerosa a Genova, ed una parte è donata a chi ne ha bisogno. Infatti da qualche anno abbiamo fatto partire anche, grazie all'impegno di una volontaria, abbiamo fatto partire questa attività. Appendiamo in sostanza vestiti di tutti i tipi in un cancello vicino alla stazione di Sestri Ponente, un po' come si fa in molte città d'Europa, peraltro, con il cosiddetto wall of kindness, cioè il muro della gentilezza. Lo si fa in molti posti in Europa. Invece per quanto riguarda i libri la situazione è più o meno la stessa. I libri vengono portati in libreria e se si tratta di grandi quantità andiamo anche a prenderli a domicilio. Poi vengono anche lì selezionati e divisi per argomento e rivenduti sia nella libreria a Sestri Ponente oppure online, che è diventata la fetta di mercato per noi molto importante. Ma ho visto sul vostro sito avete proprio la possibilità non solo di libri ma anche i vestiti, ho visto, no? Di comprare online, cioè il suo carretto. Sì, abbiamo, sì, esatto. E quindi potete abbiamo una pagina. Infatti io Sì, ho conosciuto la realtà di questa onlus, che mi è sembrata subito molto interessante, acquistando i libri dal sito internet, e devo dire la verità, ho sempre trovato dei libri molto validi, ben confezionati, e secondo me vale la pena dare un'occhiata, perché sicuramente non sono libri
nuovi, e quindi non c'è nemmeno la concorrenza, voglio dire, con le librerie. Sono libri che vengono riutilizzati e sono bellissimi, insomma, perché si possono trovare dei libri che non trovi più da nessuna parte. Io quindi proprio sono stato colpito dalla parte dei libri, non ho visto la parte dei vestiti perché mi interessano di più i libri, ma sicuramente vale la pena secondo me darci un'occhiata. Oltretutto sostenendo un'iniziativa valida, ecco. Perché la parte dei vestiti, per dirla tutta, allora la vendita online in questi anni noi l'abbiamo portata avanti su eBay, perché non avevamo ancora la possibilità di costruire un sito nostro che fosse, perché ci vuole anche tecnicamente un sito che sia solido, insomma, che possa sostenere una mole di lavoro del genere. Da poco abbiamo rifatto il sito e vorremmo affrancarci da eBay, insomma, toglierci anche da una multinazionale che non è in linea certo con i nostri esatto. E quindi adesso chi ci vuole trovare ci trova su eBay, va sulla nostra pagina che è coop.soc.lalanternaonlus. Inoltre la vendita dei libri che noi facciamo su eBay non è soltanto del libro, del volume singolo, ma anche di grandi stock di 100-200 libri, dal momento che a noi ce ne arrivano tantissimi di libri, quindi possiamo permetterci di costruire questi stock mirati che possono essere di letteratura, saggistica, storia, filosofia, insomma tutti gli argomenti, psicologia, libri per ragazzi. E l'aspetto molto interessante che abbiamo visto negli anni è che oltretutto a prezzi molto contenuti, perché dal momento che noi li riceviamo su donazione possiamo mettere questi stock a prezzi molto interessanti, tant'è che chi li acquista li può poi rivendere a sua volta sia come singolo libro magari nella sua libreria oppure sempre online. E in questo modo si crea anche una filiera indirettamente che dà lavoro ad altre persone. Questa è una cosa che negli anni si è fidelizzata, ci sono addirittura ci scrivono ormai direttamente, ci mandano un'email e ci dicono potete crearci un lotto di 200 libri di saggistica o di letteratura, noi lo componiamo, gli inviamo delle foto, una lista di titolo, autore e casa editrice e si fa la trattativa e la vendita. Per tornare alla domanda che faceva Gianluigi, siamo 4 soci lavoratori, 6 soci volontari, una messa alla prova e 2 tirocini. Per voi che ascoltate possono sembrare piccoli numeri, ma non è così, perché tenere in piedi un'impresa sociale che si regge totalmente sull'autofinanziamento è tantissimo e richiede peraltro un impegno enorme, lo si può capire soltanto facendolo. Io stamattina mi sveglio tutte le mattine, adesso non lo dico certamente io adoro il lavoro che faccio, per me è stata una fortuna ritrovarmi, ecco, in un luogo che combatta perfettamente con quelle che sono le mie visioni del mondo, i principi e gli ideali. Comunque, mi sveglio tutte le mattine alle 5 e sto in libreria, arrivo alle 6:30 e me ne vado alle 6 del pomeriggio tutti i giorni, quindi sono in carcere 11 ore e mezza, è un carcere che mi sono scelto e che mi piace, per cui non mi pesa, insomma, ma costa una fatica. Non è un carcere, no, non pesa. Paradiso. No, infatti lo dicevo come un carcere tra virgolette, nel senso, lo dicevo per far capire che ci vuole veramente una costanza e una forza enorme, ma la soddisfazione è grandissima. Peraltro, sia la libreria che la bottega Sciacchi sono diventati veri e propri laboratori di inclusione lavorativo di persone svantaggiate che non a tutti gli effetti lavorano in libreria o nella bottega Sciacchi, nella bottega di vestiti, e arrivano da noi inviate dai servizi pubblici del Comune di Genova e da altri enti del privato sociale territoriale. Noi accogliamo queste persone che hanno difficoltà varie, disabilità fisiche o mentali, abusi familiari o di altra natura,
e questi inserimenti sono possibili attraverso borse lavoro, tirocini e stage. Gli educatori che accompagnano queste persone in questi percorsi, che hanno una durata, ovviamente possono durare 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, il rimando che ci hanno dato in questi anni qui, e questo mi fa un immenso piacere, è stato sempre molto positivo. Ecco, per quanto riguarda, in genere sono ragazzi, ecco, che arrivano. È importantissimo mantenere vive realtà come la nostra, insomma. Sì, esatto, queste realtà... Insomma, pecco un po' di presunzione. No, ma ci vuole anche un po' di presunzione, perché insomma, oltre al lavoro, il lavoro si dà una mano socialmente al paese. Ci sono tante associazioni, appunto, onlus di questo genere che creano, posso dire in vena polemica, ciò che non fa lo Stato grazie a queste associazioni. Grazie a queste associazioni, insomma, qualcosa nasce, qualcosa si crea. Gianluigi, mi dai un gancio non da poco, perché volevo questo aspetto, volevo un attimo prenderlo, insomma. Anche se prima vorrei dire, ecco, che sì, peccando magari un po' di presunzione, le persone che arrivano nelle nostre realtà sentono che si trovano in un luogo di libertà, insomma, in un veicolo di uguaglianza, di accoglienza e cooperazione. Questa è una cosa che è questa la soddisfazione, la forza che ti dà anche tante ore di lavoro e tanta comunque è tanto impegno. Sì, tanto tempo dedicato. Peraltro, e tanto tempo dedicato, sì, peraltro tutto ciò indipendenti totalmente dalla politica istituzionale, e lo diciamo insieme agli altri soci, perché parlo a nome di tutti, ci confrontiamo completamente, con grande dispiacere, ma purtroppo la politica e le istituzioni a Genova si sono prese in questi anni qui la briga di imbellettare, di prendersi cura soltanto di alcune zone della città, e soprattutto di quelle zone che ne avevano meno bisogno, trascurando in qualche modo completamente le periferie e il centro storico più degradato. Piccole realtà come le nostre vengono completamente ignorate e non sostenute, quando invece sono realtà che tengono a tutti gli effetti vivo il territorio, ecco, diventando in qualche modo dei veri e propri presidi, soprattutto nelle zone difficili. Noi non chiediamo per queste zone... D'accordo con questo discorso di queste, perché tante piccole realtà come queste creano un grande tessuto, no, di volontariato, ma anche di aiuto che si dà. Sì, è anche molto Sì, e interessante questo discorso. vivificano il territorio, no? Sì, anche Sì, questo discorso del assolutamente. muro del regalo, insomma, dove lasciare le cose, fa venire anche la curiosità di sapere se nella propria città ci sia. Io non so se a Venezia ci sia un posto dove se non, diciamo, qualcuno che se ne occupa ci può essere, ma addirittura che ci sia un luogo dove è prassi lasciare qualche cosa per chi può averne bisogno, è effettivamente anche questa una cosa abbastanza molto, insomma, interessante, perché effettivamente cercherò di informarmi per sapere se a Venezia c'è, e se non c'è sarebbe da introdurre in qualche modo, anche se Certo. ricordo che anni fa ci sono stati dei problemi per un signore che lasciava i libri in giro senza autorizzazione. C'è un problema perché lasci le cose in giro senza autorizzazione. Pensa a te. Sì, perché può arrivare al discorso di un rifiuto, che lasci un rifiuto. Con la ottica così burocratica. Posso aggiungere Certo. posso aggiungere una cosa, noi non chiediamo per le zone di cui parlavo prima, quelle più difficili, più sicurezza e controllo, ma
maggiore sostegno, ecco, alle realtà che sono sul territorio, ai luoghi di socialità e incontro, che diventano a tutti gli effetti veri e propri spazi sociali di cui lo sappiamo si ha sempre bisogno e che invece disturbano in qualche modo i ben pensanti. E se fosse possibile qualche amministratore locale, qualche amministratore pubblico toglierebbe di mezzo anche noi, come ha fatto con altri luoghi di aggregazione, perché gli spazi sociali a Genova vengono sempre penalizzati o sgomberati. Noi siamo una cooperativa sociale a tutti gli effetti, quindi questo non è possibile, però ci tenevo a dirlo. Sì, se Ma ci posso sarà dire in la modo politica, molto miope, no? Nel senso, in modo piuttosto che mettere lì i sì, carabinieri impalati, no, tutto il giorno, sì, esatto. Sì. funziona di più, dico forse, ma in realtà io sono abbastanza sicura di questo, funziona di più avere un luogo di aggregazione sano e che ha degli obiettivi assolutamente importanti per la società, insomma, e anche per l'integrazione di chi magari per qualche motivo è un pochino ai margini, no? Certo, certo. Purtroppo se la politica non fosse ottusa in malafede a volte ed osservasse meglio, si renderebbe conto di quanto c'è bisogno di queste realtà. E infatti questo poi peraltro ce lo dimostra la semplice persona, il semplice cittadino, che come nel nostro caso ci è vicinissimo, ci dona libri e vestiti ringraziandoci continuamente per ciò che facciamo e ci ripete grazie, grazie, grazie per quello che fate. Quindi la singola persona, le istituzioni purtroppo sono carenti, non hanno altri intenti, ecco. Beh, mi immagino che ci sia sempre qualcuno che passa per curiosare, dire è arrivato qualcosa di nuovo, no? E poi Sì, si sì, crea sì. la clientela di amici, no? Che passano, dicono cosa mi consigli, c'è qualcosa. Sì. Beh, io sarei Sì. spesso là a vedere se arrivano libri nuovi. Stefano ha la casa fatta di libri, quindi no. Beh, ripeto, noi vi aspettiamo a Genova, e peraltro andremo a mangiare nella trattoria dell'Associazione Comunità San Benedetto al Porto, che si chiama appunto A Lanterna e che esiste non lo so perché io ancora non ero a Genova, ma direi dagli anni 80, quindi insomma è una storica trattoria di Genova. Bene, va bene, ci vedremo volentieri e quando veniamo ti facciamo un fischio. Sì, E... certo. Tanto qua da Venezia possiamo fare anche tutto il giro, non è che Venezia e Genovese sia, ma possiamo Sì. metterci e fare un buon accordo, insomma. Un armistizio. Bene. Posso ricordare prima di salutarci, se dobbiamo chiudere, che ovviamente chi vuole ci trova sul nostro sito che è coplanternaonlus.org oppure sui social, Facebook e Instagram, che sono Bottega Ciacchi e Libreria San Benedetto. E dimenticavo una cosa importantissima. Peraltro abbiamo fatto partire una rubrica sulle nostre pagine social che si chiama Tra le righe ed è dedicata a tutto ciò che infatti cita così, noi quando mettiamo ogni giorno 2 righe, dice tra le righe è dedicata a tutto ciò che si è perso e ritrovato nei libri, che siano disegni, vecchie cartoline, di tutto, insomma. Tutto quello che mettiamo dentro i nostri libri, un po' come se il libro fosse uno scrigno che custodisce momenti della nostra vita. E abbiamo accumulato negli anni delle scatole intere. Avremo una 10-20 scatole piene di cartoline, pezzetti di appunti, liste della spesa, e ogni giorno la pubblichiamo su... E adesso che bello! Sì, è bellissima, è bellissima. Bello. Se avete modo, Fiori non lo dico secchi. Fiori secchi, non lo dico perché è una cosa che facciamo noi, ma è proprio così. E un'altra rubrica che faremo partire invece è quella delle dediche, che è da poco, perché mentre quella delle cose trovate all'interno delle pagine dei libri è da tanti anni che mettiamo via le cose, invece le dediche abbiamo iniziato soltanto da poco, quindi ancora non ne abbiamo tante. Appena ne avremo
Ne abbiamo potremmo già farla partire perché ne abbiamo qualche centinaio, ma appena Però, voglio essere sicuro che ci sia, ah, sì, bella, sì, bella, sono belle una queste quantità. iniziative. Questo è Sì, molto Complimenti, sì. bello, sì. interessante. L'ultima Bene, cosa che dico dai. e che mi è venuta in mente stamattina mentre mi svegliavo è: nella vita si può rimanere senza vestiti addosso, anzi si deve, ma non si può rimanere mai senza libri attorno. Ecco. Questa mi sono svegliato. Eh sì, perché purtroppo Verissimo. Questo è il sì, mantra di basta, non Stefano, rompo questo più. è il mantra. Sì. Bene, Grazie Complimenti, Michele. grazie mille. Grazie a grazie, in voi, bocca al lupo grazie a per voi. tutto e buone cose. Grazie mille Grazie a Michele. Buonasera. voi, buone cose. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Tu m'hai baciato l'altra sera, solo perché c'era la luna. Lo so, non è successo niente, niente di niente per te. Un bacio che ti dà così per gioco. Ma tu non sai quanto è importante sei diventato in quel momento. Per me sei diventato grande ed hai riempito di te tutto il mio mondo. E adesso che sono tanto innamorata, e adesso che devo far di questo amore, amore, amore. Tu m'hai baciato l'altra sera, solo perché c'era la luna. Lo so, non è successo niente, niente di niente per te, ma tu non sai quanto è importante sei diventato tu per me. E adesso che sono tanto innamorata, e adesso che devo far di
Lina Chiuso, abbiamo ascoltato questo terzo brano, Tu mi hai baciato l'altra sera, un brano che avete sentito, questo è stato registrato a Milano negli anni 60 dalla stessa Lina. Come si fanno adesso, no? Si fanno le traci, adesso non si, una volta negli anni 60 si creava proprio il disco prova nella sala di incisione degli studi, e quindi abbiamo ricavato il disco. Non era molto ben solito, però insomma con gli artifici che ci sono adesso nella rete siamo riusciti a togliere un po' di rumori, di graffi del disco. E come siamo, Roberto, qua dalla nostra mongolfiera? Aspettati, c'è Stefano dalla nostra mongolfiera. Come siamo qua con gli ospiti? C'è Roberto, vediamo un po', vedo due R, una di Rossella e una di Roberto. Vediamo un po' se Roberto è in linea. Roberto c'è? Non c'è, Stefano è mancato, sono rimasto da solo, lo vedo sulla mongolfiera. Allora passiamo ai... Ci sono anch'io, ma mezza. Mezza, ci sei. Mezza. E quindi oggi la mongolfiera è stanca di viaggiare su e giù, ha bisogno un po' di riposo. Allora, andiamo un po' a sentirci, torniamo un attimo indietro, andiamo con i nostri altri due ospiti. Un ospite che ore sono? Sono quasi le 10, che è rimasto con noi nonostante ha un'età, adesso sentirete che età, e andiamo subito con i prossimi, con gli altri ospiti. Niente, c'è problema anche con loro. Oggi c'è un problema di tutto. Mettiamo un attimo il nostro brano bis e via, e vediamo di riuscire a collegarci con tutti quanti. Vediamo un po'. Radio Nostra è qui con te, accendi il cuore e ascolta che c'è. Dal microfono voliamo via, tra notizie, musica e poesia. Radio Nostra è la nostra voce, il mondo gira e lei ci conduce. In 80 giorni o anche di più ci porta lontano, non torna mai giù. Con Rossella che lancia un'idea, Stefano riflette, Gianluigi crea, ambiente, spettacolo e verità. Su Radio Nostra la libertà. Radio Nostra è la nostra rotta, tra onde sonore e la mente raccolta. Un giro del mondo in ogni puntata.
Eccoci qua con la nostra mongolfiera, torniamo verso casa e salgono con noi sul nostro cestello Ambra ed Enea. Ciao a tutti. Ciao! Ciao. Ciao, allora, adesso parliamo, questa sera non abbiamo dei musicisti, ma abbiamo degli artisti. Artisti, un giovane artista, Enea Baldan. Ciao Enea. Ciao. Quanti anni hai Enea? Io ne ho 10. Ecco, quindi è un giovanissimo artista che fa uno spettacolo un po' particolare. È arrivato anche, hai vinto dei premi anche a Lucca, no? Dopo vedremo anche il filmato. Sì. E racconta un attimo cosa fai tu come artista. Allora, io faccio cosplay e, e mi esibisco sul palco perché ormai è diventato una passione. Da quanto tempo è che incominci a fare questa tua passione? Allora, già E quindi da siamo pronti. molto tempo, cioè Lui è in realtà giovanissimo, carico a già da pallettoni. molto, Da molto ma tempo, hai 10 anni, quando... cioè, anche da quando ero un Quando po' eri un po' più piccolo? piccolo, Eh? che non mi esibivo neanche ancora, però, ma mi vestivo solo. Mentre allora c'è questa specie, diciamo, quasi come un costume di carnevale, diciamo, no? Che ti esibisci e vai. Sì, Però adesso ci sono anche le gare, no? E sei arrivato sì. secondo, mi pare, no? A Luca lo scorso anno, o primo. Allora, ho vinto il premio Kid, cioè il premio per i bambini. Ah, ecco, quindi sei arrivato prima. Eh sì, Bravo, a Luca ha bravo. vinto il Cioè, premio ah, Under 18, ah. quindi tra tutti i partecipanti minorenni lui è arrivato primo. Ecco, questa che E, sentite è Ambra che fa da eh sì, supporto ad Enea. E quindi raccontaci un attimo com'è stato quel momento là di Lucca che poi dopo vedremo le immagini. Com'è Allora, stato? sì, Semplice? cioè, no, perché mi sentivo anche molto, Ah, molto in ansia, perché comunque è una cosa, è una gara nazionale che comunque è molto grande e sì, mi sentivo un po' così. ascolta, eravate in tanti che partecipate, beh, insomma, tutta l'Italia che va a E Lucca. tanti. Complimenti, bravo. Mm. Grazie. E hai fatto, cioè, allora, questi personaggi, oltre a vestirsi, recitano, fanno una parte recitativa, diciamo, Sì, no? sì, Fanno una sì, performance, come si può dire. sì. Giusto, tu hai fatto quel discorso della spada, credo, no? Sì, una scenetta di Ah, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, che è uno è il mio videogioco preferito. ah. E fin da piccola ero molto appassionato, cioè rimanevo solo con il videogioco, cioè poi andavo anche fuori, magari un'oretta, cioè, rimanevo là a giocare. Ah. Cioè, Vabbè, insomma, è il tuo videogioco preferito che quindi hai sì, impersonato benissimo il personaggio. sì. E prossimamente hai altri personaggi o fai sempre... Perché Allora, questi eventi, no, che incominciano a prendere piede, sì, no, in Italia, sì. queste attività. Sì, Dimmi. allora, praticamente il prossimo anno, cioè, visto che ho un fratello, Ah, ah, farò una coppia, io e lui insieme. Sempre della saga però di The Legend of Zelda. sempre di questo videogioco. Sì, E chi ti cura i vestiti? Chi è? Papà, Ambra. Ambra. ebbene sì. Ecco, adesso sentiamo Ambra che cura l'aspetto, che cura, crea vestiti, crea trucchi perché ha anche il suo lavoro di Eh truccatrice. sì, No, raccontaci adesso un po' tu cosa fai in questi contesti. allora io per passione da una vita appunto mi occupo sia di trucco artistico, ho iniziato questa avventura quando avevo 16 anni col Carnevale di Venezia mentre andavo ancora al liceo
E poi da lì, conoscendo anche altri artisti, performer, artisti di strada, ho allargato un po' i miei orizzonti fino ad approdare nel mondo delle fiere del fumetto, molto prima di Enea. E ho iniziato a frequentare appunto le fiere del fumetto, prima nel Veneto e poi mi sono avventurata fino a Lucca Comics. Il mio primo Lucca Comics è stato nel lontano 2006, quindi quasi 20 anni fa. E lì ho visto i primi cosplayer perché ancora non c'erano in Veneto, o meglio, ce n'erano, ma veramente Erano pochi. sparsi, no? C'erano Sì, certe c'era proprio piccole un inizio edizioni. di... E quindi lì a Lucca ho visto i primi cosplayer, ho detto ma caspita, cos'è questa cosa meravigliosa, questo mondo fantastico. Venendo ovviamente dal Carnevale di Venezia, ero super attirata da questo mondo coloratissimo e poi appunto i costumi di scena in generale sono sempre stati la mia passione. E quindi diciamo che mi sono avvicinata anche all'arte del costume grazie al cosplay e poi nel corso degli anni ho deciso di provare a realizzare i miei primi costumi. Nel 2011 ho portato il mio primo cosplay realizzato da me a Lucca Comics ed era un personaggio della saga di Capitan Harlock, Esmeralda. E insieme ad un'altra amica di Cavallino Treporti, a Monica, insieme abbiamo realizzato diversi cosplay e andavamo sempre a portarli a Lucca. E poi appunto un po' inaspettatamente ho passato questa passione anche ai miei cuginetti, appunto a Enea, principalmente sì, Enea che è spinto dall'amore nei confronti di questo personaggio che lui ama molto, che è Link, appunto, è un eroe leggendario, quindi insomma Ascolta, possiamo questi capire. personaggi, questo mondo così artistico, dove nasce? Chi sono i primi che hanno lanciato questa Allora, ovviamente i primi giapponese? cosplayer sono sì, quasi sicuramente giapponesi, anche se ci sono delle tracce già nel metà degli anni 90 in Italia, in Europa comunque c'erano già i primi che provavano a fare cosplay. Poi questo mondo si è anche evoluto anche attraverso dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie, cioè una volta i costumi, come dire, si creavano con quello che si trovava un po' in giro, sistemando magari altri costumi, facendo delle modifiche. E invece poi col corso degli anni, insomma, Beh, se sono aumenta, arrivate, diciamo, esatto, la moda, aumentano anche sì, tutti. sono arrivati anche nuovi materiali, ad esempio, e quindi noi abbiamo iniziato a lavorare con materiali termodeformabili, Mm. ad esempio, che sono materiali nuovi, i primi sono arrivati attorno al 2010, proprio sono stati creati da pochi anni questi materiali che adesso tutti i costumisti usano, però i primi ad usarli siamo stati proprio noi cosplayer. E ora tantissimi cosplayer utilizzano anche le tecniche di stampa 3D per realizzare le proprie armature, i propri accessori. Quindi questo mondo si è evoluto molto Sì, sì, velocemente, sì. anche grazie alla diffusione via internet di tutorial, di video, la condivisione tra i vari cosplayer nel mondo. Quindi è un mondo molto vivo e c'è un grande scambio tra di noi. Siamo molto amici, insomma, è una cosa molto bella di condivisione. E vedo anche che vi divertite, insomma, che è un Eh modo, sì, no? poi ci piace perché Eh, girando per le fiere conosciamo amici da tutta Italia e non solo, anche ne ha qualche amico in giro in per giro. l'Italia. Allora, il prossimo No? appuntamento per il prossimo Lucca, allora abbiamo capito che vai col fratello, Mm-mm. giusto? Prima mi sa che faremo la Altri prova appuntamenti ci generale. sono, Eh ci sì, sono diglielo. appunto, mi pare, no, essendo anche a Treviso, mi pare, no, che ci sia qualcosa o sbaglio. Mm. Sì, però la mia prima fiera è stata a San Leonardo, quindi abbiamo deciso che proprio la prima esibizione la facciamo sempre là. Stando là, e questo sarà circa È in che ottobre, periodo? ottobre. Sì. Ah, cioè, Cioè fine ottobre, inizio novembre. Sì, no, allora, no, no. San Donà Fumetto è i Sì. primi 10, la seconda settimana di ottobre e circa 2 settimane dopo c'è Luca Comics, quindi noi proviamo la La scenetta che prova porteremo a generale, Luca insomma, fate la Comics. prova Esatto. generale. Eh sì, che è Perfetto. quello che abbiamo fatto anche quest'anno, Mm. Beh, e perché lui ha allora provato... dopo
Allora dopo ci collegheremo nuovamente dopo Luca e sentiamo come è andata, no? Eh sì, Cosa con gli dici? aggiornamenti. Con gli aggiornamenti. Va bene, Sì. perfetto. Ascoltate, grazie mille. Ne adesso vai subito a letto perché domani mattina devi andare a scuola. Sì. E, e quindi, beh, in bocca al lupo per tutto e buoni comics. Crepi. Grazie. Ciao ciao! Ciao. Ciao. Chi non gala la borsa grossa, troppi ciassi non può far. Chi non ha la borsa grossa, troppi ciassi non può far. Mica so piuttosto in drio, come mai posso tassare? Metterò cosente bassa, così volta nuova ro. Che voi secchini, no pochettini, quando di tutto se vuoi gustare. Allegramente, zoga la gente, sendere un stagno me vuoi provare. Chi non ha la borsa grossa, troppi ciassi non può far. Se ne andremo in compagnia a merenda qualche dì. Se vuoi far la serenate, vuoi saper cosa che vuoi. La sapurmi non me perdo di coraggio, non compia. Chi la misura so che la dura, sinché mi insegno la sticarò. Voglio far patti che mai ducati, no che sia un conto co che so mi. Chi non ha la borsa grossa, troppi ciassi non può far. Mica so piuttosto in drio, come mai posso già sa che se va in spesa senza contesa risponde Beppo Starghe no pol. Vuoi tormi a spasso e far del ciasso con pochi bessi tutto lì sta. La borsa grossa, Troppi ciassi non può far. chi non ha la borsa grossa, Troppi ciassi non può far. la borsa grossa. Troppi ciassi non può far. Linea chiusa, senza schei, niente ciasso, però volevo riprendere un attimino allora, volevo riprendere un attimo il discorso di Enea Baldan facendovi vedere il video dove vince il premio a Lucca. Anche nei premi veri e propri, diciamo così, che vinceranno, oltre a quello che abbiamo appena detto, anche i buoni DMP e anche i premi offerti da Cosplay Shop. Tutte quelle cose che servono ai cosplay per realizzare i loro costumi. Quindi non diciamo che i premi e poi diventa noioso, diciamo, avete capito? E a vincere il premio Kids. Gli dedicate ai bimbetti, ai bambini che sono le nostre promesse per il futuro. Quindi con tutte le cose che abbiamo detto, a vincere è Il numero 4, il piccolo. Vieni, qua. Vai, amore. Prendete San Francesco un applauso. Allora, ammettiti anche tu un mezzo. Scegli tu. Posizione che noi proseguiamo. E abbiamo ora il miglior videogioco. Assolutamente. Che avete interpretato, adesso andiamo al videogioco. Allora, che per lui e per lei Tutta sta sono fatta. 250 euro, il biglietto del Museo del Cinema di Torino. Se tu non fossi qui, se tu non
non fossi qui, povera me, sarei una cosa morta, una candela spenta, una donna inutile. E se tu mi lasciassi davvero, chi vorrebbe lottare da sola? Ecco qui, riabbassiamo Se tu non fossi qui, linea chiusa. Oggi abbiamo problemi con i microfoni. Comunque siamo riusciti. Abbiamo con noi il nostro quarto ospite. Chi c'è, Stefano, sulla mongolfiera oggi, questa sera? Allora è salito con noi Roberto Camatti, che ci parlerà di un libro del quale è stato curatore. È un libro che tratta di Venezia, ma lascio la parola a lui. Intanto grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione radiofonica. Ringrazio te, Stefano, soprattutto perché ti conosco di persona, e Gianluigi e Rossella, spero di avere occasione di vederli. Grazie a te, Roberto. Innanzitutto, il libro si chiama Venezia non mi ama e è un'antologia di scritti narrativi. Allora, innanzitutto penso vi interessi quando è nata l'idea di questo libro. È nata nelle sere, alcune sere mi incontro con Giovanni Andrea Martini, che è consigliere comunale qua a Venezia. E lo abbiamo anche avuto in trasmissione. Ok, che stimo molto, e si è pensato assieme di far parlare autori di scritti, di racconti, di romanzieri e artisti sui problemi della quotidianità della Venezia contemporanea, che appariva davanti ai loro occhi, e il risultato che si otteneva dalla loro scrittura diventasse un veicolo di discussione e di proposte. E questo è il primo step. Poi ho presentato il progetto alla casa editrice Neos di Torino, che lo ha condiviso, e quello che mi ha fatto molto piacere è stato che Venezia non mi ama è diventato il primo libro di una sezione che Neos ha dedicato al territorio italiano, e le prossime pubblicazioni che Neos farà in questa sezione indagheranno la complessa contemporaneità delle città italiane dal punto di vista umano, sociale, climatico, della sostenibilità economica, ma soprattutto immaginando delle soluzioni per il futuro. E la cosa positiva è che si è iniziato da Venezia, dalla città che tutti dicono più bella del mondo, che tutti ci invidiano, che però, lo sapete anche voi, rischia di scadere a inerte scenografia, e soprattutto è sotto gli occhi di tutti che la ricchezza si sta concentrando a favore di pochi soggetti, grandi gruppi di interesse, o proprietari di case, o chi sta investendo in bed and breakfast o in food and beverage. Ok? Sì, si perdono i residenti, e di questo appunto avevamo parlato in una precedente trasmissione con Giovanni Andrea. Ecco, l'idea del libro, quindi questa collezione di racconti. A volte quando si scrive un libro di racconti, così si dice, quando si produce un libro così, dice vado a prendere dei racconti già scritti, e invece qui l'idea è stata quella di... No. Sì, Andrea. Come ti dicevo, abbiamo pensato io ho fatto una call andando a chiedere
a degli artisti e degli scrittori e ho indicato dei temi ben precisi, dei macro temi e scusami, Un compito, dicevo, un compito in classe. ho fatto tipo un Vedo che compito, sono 20 gli scrittori. 21 21, scrittori, ecco. sì. Ho fatto tipo dei compiti in classe, Ecco. come dici te, e tanti hanno partecipato e ahimè, ringrazio anche quelli soprattutto che per motivi non di ma mi sono Di piaciuti un po' qualità. meno, li ho ringraziati, non di qualità perché comunque sia tutti sono persone, ma magari avevano colto i temi, magari a scuola si diceva andando un po' fuori tema. Ecco, e quindi comunque la cosa secondo me positiva è che il risultato sono state proprio 21 storie reali intrecciate alla fiction in un succedersi di realtà, come c'è scritto nell'introduzione che ho fatto con l'editrice, intrecciandosi proprio tra realtà, memoria, immaginazione, tra presente, passato prossimo, futuro. E dopo i toni di questi racconti sono vari, visto che sono tante gli autori interpellati e c'è un racconto che ha il tono più diaristico, un altro che si alterna con un registro giallo. Poi, se andiamo a vedere, ci sono tanti stili di prosa che si sovrappongono anche ogni tanto a suggestioni poetiche, però la cosa più importante è che cos'è? Che la protagonista di questa antologia resta sempre la città colta nella sua complessità. E poi quello che mi è piaciuto soprattutto che ciascun autore con le proprie opinioni personali e anche politiche diverse ha affrontato questi racconti, questi scritti che ha fatto con amore e con interesse proprio per il bene comune, cosa che ahimè in questi giorni magari ognuno guarda l'interesse personale, non so, cosa dite? Sì. Ascolta Roberto. Dimmi. Sentivo Rossella? No, No, ho visto che è stato presentato lunedì, 2 giorni fa. Sì, l'abbiamo presentato. Ieri. Certo. Ieri, Sì, certo, ieri. Al San Pantalone a Venezia, alla scuola Villa Neri. Com'è andata è andata bene, c'era gente, diciamo, la sala era piena. Io confido poi avere un feedback da coloro che lo leggono e quindi attendo qualche giorno e vediamo dopo cosa mi dicono. Io credo che comunque si è cercato di andare a sviluppare tutti i temi più emblematici per la città, quindi si sono affrontate diciamo varie problematiche dal problema dell'overtourism, dal problema delle affittanze turistiche, dal problema del moto ondoso, eccetera. E quello che diciamo la cosa più importante secondo me è la leggerezza. Questo non è un saggio, ma tutto gli scrittori hanno cercato di affrontarlo con leggerezza, tanto per farci capire la stessa leggerezza che viene raccontata da Calvino nelle lezioni americane, tanto per capirci. Cioè quella leggerezza che cerca di mandare dei messaggi. Quindi poi speriamo che i messaggi arrivino e
Dicevi la che c'è gente anche colga. che ci sono Sì, anche sì, diversi dimmi. registri linguistici, per esempio c'è chi ha scritto il racconto anche in dialetto. Certo, per esempio, c'è Antonella Barina che ha fatto un bellissimo racconto che si intitola Non se fa sconti a nessun dialogo de do nobili sora l'acqua che cresce. E adesso non so neanche da che parte, se è più scrittrice, se è più drammaturga. Comunque io sono stato estremamente onorato che Antonella Barina mi omaggiasse con un suo scritto e riassume, ed è l'ultimo racconto che chiude l'antologia, e riassume proprio la totalità dei temi riscontrati e tante volte nella criticità dei temi che mette in risalto riesce sempre ad essere tagliente ed efficace. Antonella Marina è una super autrice. Certo, Quindi, Antonella. ecco, io quando io non ci conoscevamo in maniera diretta e la prima volta dicevo, dottoressa, il racconto mi è piaciuto, qua, allora chiamami Antonella, ci mancherebbe altro che se non ci conosciamo, quindi una persona splendida, niente da dire. Certo. Quindi, Noi abbiamo collaborato molte volte come associazione con lei, col Carnevale, con le varie opere che compone in una maniera incredibile questi E pezzi l'abbiamo avuta teatrali. anche ospite Sì, tante sulla volte. Mongofiera. ecco, io non vorrei anticipare. Sì, Sì. dimmi. No, volevo, mi ha stupito un po' quel cuore trafitto tra Venezia e Mestre, che è in Allora, copertina, no? Forse anche sì. un Mestre, un ponte anche piccolo che collega Venezia con Mestre, quasi. Allora, sì, diciamo, l'immagine di copertina che è stata curata dalla nostra grafica, dalla Giusy, aspetta, qua non riesco il cognome, aspetta un attimo, che qua c'è sempre difficoltà con i cognomi, con i nomi, vabbè, la nostra super grafica ha cercato di andare a ragionare su un'immagine che io volevo che Venezia, terraferma e isole sono un tutt'uno e Tutta un'unica il città, cuore insomma. è un'unica città ed è questo che gli autori in toto hanno voluto trasmettere. E adesso faccio una battuta. Vorrei che dopo l'uscita di questo libro, fra 2 o 3 anni, Neos mi proponesse di andare a scrivere un'antologia Venezia mi ama, perché molti dei problemi che ci sono dentro, espressi dentro in questi racconti, fossero stati risolti. Quindi io confido, diciamo, gli autori vedono in maniera propositiva l'esperienza della scrittura e della risoluzione di problemi. Quindi l'antologia non deve essere divisiva, pur essendo un'antologia che ha delle proprie idee, ma gli scrittori in toto la vedono come un'antologia che deve unire, quindi propositiva. Quindi poi, come ho detto prima, mi fa sempre piacere di sottolineare, ogni autore ha le sue idee politiche, però la cosa fondamentale è per tutti gli autori l'interesse per il bene comune e soprattutto l'amore per la città. Quindi questo secondo me è il nocciolo con cui deve essere letta, il modo in cui deve essere letto questa antologia. Quindi Bene. da questo punto di vista qua io spero di aver raggiunto l'obiettivo, dopo me lo diranno i lettori. Il
libro si può comprare su tutti i canali e ho visto che viene devoluto tutto dalla parte a un'associazione. Sì, sì, allora noi abbiamo deciso di devolvere i diritti d'autore all'Associazione Italiana, sì, all'Associazione Italiana Persone Down proprio, e a dirti il vero, l'idea è venuta ragionando su quel tweet che ha fatto quando non ancora era Papa Leone XIV. Ecco, sul discorso dell'advocatus, tanto per capirci, bisogna cercare di vedere anche le persone che non hanno bisogno, che hanno bisogno, che non ti sono vicine, e non c'è una categoria primo, ultimo, cioè se si deve dare amore bisogna andare a vedere, a darlo a tutti, quindi tante volte chi si trova in difficoltà è giusto nel nostro piccolo dare qualcosa, e quindi abbiamo pensato di devolvere con gli autori. Sarà una goccia d'acqua, però così ci è sembrato carino e non ci cambia la vita, quindi e di conseguenza ci sembrava una cosa carina. Va bene? Avete prima trovato l'editore o l'editore si è fatto avanti dopo, quando l'idea era già nata? Allora, io con questo editore già ho pubblicato, ho fatto già un'altra raccolta con Neos. Neos è un editore di Torino ed è diretto da Silvia Ramasso. Ecco, già con Neos nel 2023 ho pubblicato un'antologia che si chiama Veneziani Ribelli, e in questa antologia si narrano degli episodi emblematici della vita di 16 veneziani e come posso dirti, che con le loro scelte esistenziali si sono connotate come ribelli nei confronti, ad esempio, di un ordine costituito, di istituzioni politiche e sociali, di gerarchie, di categorie economiche, di forme di pensiero sbagliate, tante volte limitanti, pericolose, oltraggiose. E diciamo, questa antologia Veneziani Ribelli ha coniugato sia volti celebri e conosciuti, come ad esempio figure come Veronica Franco, Marietta Robusti detta la Tintoretta o Giustina Renier Michiel, tanto per citarne storiche, 3, certo, storiche, o personaggi meno conosciuti, tipo io ho fatto un racconto su Annetta Vadori, che è una giacobina, e ad esempio non so, Angela Tarabotti, che è Suor Angela Tarabotti, fino ad arrivare ai nostri giorni, alle ribelli contemporanee. Abbiamo descritto un episodio della vita di Anna Ponti e di due attiviste viventi come Anna Ponti, Marta Canino e Chiara Buratti. Quindi abbiamo cercato di partire dall'inizio del 1500 fino ai giorni nostri, e anche questo libro ci ha dato soddisfazioni, soprattutto perché la casa editrice la mission di questa casa editrice lo posso riassumere con un motto che è, come ho detto prima, riflessioni in leggerezza, e anche se in particolare si interessa di temi sociali. Come ho detto prima, il discorso della leggerezza di Calvino, che secondo me è un elemento importante. Si cerca di far passare temi di peso con magari usando il racconto, che magari uno se lo può leggere
facendo 5-6 fermate in autobus o in vaporetto se siamo qua a Venezia. Quello che racconti brevi. Certo, racconti brevi da 12.000 a 15.000 battute, quindi, e si spera di riuscire a dar qualcosa. Quindi... Va bene, allora Roberto, Grazie. Venezia non mi ama, 16 euro, cosa così bella da poter leggere in qualsiasi momento, e grazie mille e complimenti per l'iniziativa, insomma, una bella cosa. Grazie a voi tutti e grazie soprattutto di avermi invitato nella vostra trasmissione e soprattutto avermi fatto fare un giro in mongolfiera. Ecco, che non è da tutti. E con la mongolfiera adesso andiamo a vederci La Luna Sentada, cantata da Angela Milanese, tanto per stare in tema Venezia. Luna sentada, marinari in piedi, dicevano di me pare guardando il cielo, mi ricordo ancora, stringendomi il braccio intorno al cuore, se il mare fa paura, e ancora ti parla, mi stringe ancora. Ma come se possibile di non guardare il cielo, non accontentarsi di seguire un coccaio in volo, cerchiamo più in là, ma sei già tutto qua. Oggi c'è un cielo che cosina neve, così parla mia mamma ed ogni volta mi stupisco ancora di sta gran voglia di guardare il cielo, i segni della natura, e ancora ti parla e stupisci ancora. Ma come se possibile di non guardare il cielo, non accontentarsi di seguire un coccaio volo, cerchiamo più in là, ma c'è già tutto qua.
è stupissimo e ancora. Ma come se è possibile di non guardare il cielo, non accontentarsi di seguire un colpo e un volo, cerchiamo più in là, ma c'è già tutto qua. Una settata Angela Milanese l'abbiamo sentita qui nel concerto che ha fatto, per la presentazione fatta qua a Tre Porti per il Festival della Canzone Veneziana, che proporremo anche quest'anno ad agosto, tra cui appunto ci sarà questa serata inaugurale con Dina Chiusso. E Rossella, adesso abbiamo il nostro messaggio consueto da Gaza, no? Da Gaza, che Samia Abu Omar ci ha mandato poche ore fa. Si sentono distintamente, ormai da 1 anno e mezzo, però lo diciamo, il volo dei droni, e un'ora prima, credo, del momento in cui ci ha mandato il vocale, era stato bombardato un convoglio funebre, cioè era stato bombardato il cortile dell'unico ospedale dell'area sud, diciamo, e proprio mentre passava un convoglio funebre, per cui non so, vabbè, non so, non abbiamo più Esatto, no. da aggiungere. Allora, Ascoltiamo le parole di Sami. Esatto, vediamo se parte. Una situazione gravissima, soprattutto ora, pochi minuti fa hanno bombardato l'ospedale Eurobia, quello lì che sta a Cagnuni, dove ci sono ancora decine di morti, soprattutto nel piazzale del pronto soccorso, dove stanno facendo un funerale, che hanno bombardato il posto con i nuovi missili, praticamente dall'aereo, praticamente hanno fatto una cintura di fuoco intorno all'ospedale, dove hanno bombardato con 9 missili, perché un missile pesava più di 1 tonnellata, situazione molto grave, ci sono finora 9 morti, altri tanti feriti, ci sono altri cadaveri che non stanno ancora mescolati con la sabbia o sono sottoterra, perché dal praticamente pesante bombardamento, situazione molto gravissima. Oggi praticamente anche era una riunione dentro praticamente le agenzie delle Nazioni Unite, dicono praticamente se non sarà un accordo durante queste 48 ore saranno le cose molto difficili. A Gaza si aspettava il peggio e bisogna praticamente aspettarsi il peggio, perché Stato Israele sta praticamente organizzando una grande offensiva in tutta la striscia di Gaza. Situazione grave e speriamo che le cose andranno migliori, però non si vede nessun spiraglio. Praticamente sempre qui a Gaza, ancora 78 giorni tutto chiuso, non sta entrando niente, situazione grave. Ecco, abbiamo sentito Sami come l'abbiamo sentito le scorse settimane. Ci siete? Sì, ci siamo. È sempre molto difficile ascoltarlo e ancora più difficile rispondere di qualcosa di sensato. No, anche perché cioè, non è facile neanche mandare i messaggi, perché le linee ci sono e non ci sono, no, Rossella? Esatto, cioè una delle tante cose che vengono Sembra sistematicamente attaccate. Sembra che noi mandiamo un messaggio perché dice, ma è difficile già mandare questo minuto e mezzo di messaggio al mondo, alla rete. È molto difficile, sì. Sappiamo che la stampa non è ammessa a Gaza dall'inizio della guerra, chiamiamola guerra, e sappiamo che dei giornalisti palestinesi che erano presenti nella striscia ne sono stati uccisi 250, credo 20 circa, quindi fra operatori, cameraman, giornalisti, fotografi.
ce ne sono ancora alcuni per il momento che riescono a far uscire. Si trovano più informazioni su giornali stranieri o su Haaretz, che è un giornale israeliano, che però insomma fa sempre degli articoli molto molto critici, mm, per un sacco di motivi, compreso il fatto che ormai anche qualche ministro di questo gabinetto di governo abbastanza, insomma, così molto di destra, qualche ministro ha detto molto chiaramente che l'obiettivo non è salvare gli ostaggi, Ormai. ma è vincere la guerra. E quindi sì. Però insomma lo scrive Haaretz, lo scrive anche il Jerusalem Post delle volte, anche se in modo un po' più sfumato. Sono giornali che si possono aprire, sono in inglese. Adesso con i potenti mezzi che abbiamo a disposizione possiamo ormai leggere in tutte le lingue, credo. Ah sì, certo, si riesce in qualche maniera a leggere. Cosa possiamo dire? Niente, sperando sempre che la Che settimana... succeda qualcosa. Allora, diciamo che adesso, insomma, Trump lì nel Golfo, siccome è lì per fare un sacco di affari e far girare un sacco di miliardi di dollari, e noi sappiamo che i conflitti non sono mai, non aiutano mai gli affari. No, gli affari hanno bisogno di una situazione calma e tranquilla. Quindi speriamo che almeno da questo punto di vista, insomma, riesca. Esatto. Va bene, allora parliamo, siamo verso la fine, parliamo di quello che succede domani, stiamo nell'ambito Domani diciamo, politico, tra virgolette. Te la racconti tu? Ecco qua ho messo il volantino. Bene, domani parliamo dei referendum, visto che la RAI non ne parla Radio Nostra, il Giro del Mondo in 80 giorni, tanto noi ormai, fra noi e la RAI siamo quasi alla pari. E, no, mi ha fatto molto piacere, oggi c'era a Radio Trescenza, c'era Giuseppe Ungherese di Greenpeace, che abbiamo avuto ospite Sì, mesi fa. certo. Quindi siamo molto orgogliosi di questo, ma invece appunto a Cavallino Treporti si parla dei referendum dell'8 e 9 giugno. Sì, credo che sia anche l'unica iniziativa qua in zona, ma non solo in zona qua, credo nell'ambito del Veneto orientale, come si chiama? Del litorale. Del litorale di Jesolo, non so se andrà, comunque finora cominciamo noi. Siamo noi Esatto. che battiamo tutti sul tempo. Allora, l'iniziativa è a cura del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, e sarà presente anche un sindacalista che spiega bene i 4 referendum sul lavoro. Ci sono 4 referendum sul lavoro per i quali sono state raccolte tantissime firme, credo 1,5 milioni di firme. Sì. Quindi abbondantemente superando la soglia richiesta, e ci sarà poi un quesito invece riguarda la richiesta della cittadinanza, che se passa il referendum si può fare dopo 5 anni di residenza. Non vuol dire ottenerla, vuol dire poterla chiedere. Ecco, noi sappiamo che oggi ci sono ragazzi nati in Italia che hanno 20 anni e che ancora non hanno la cittadinanza italiana, e questo non va bene per loro, ma non va bene neanche per il nostro paese, perché si trova delle persone che si sentono un po' emarginate, diciamo, e per esempio non possono partecipare, non so, a gare sportive, non possono, hanno problemi con il lavoro, eccetera. Quindi domani insomma, l'occasione per approfondire il referendum, per capire Anche bene per che cosa capire si che chiede. cosa sono, anche perché sono 4 referendum sul lavoro, cioè che sono basilari anche per il lavoro di tutti. Io spero Di che, insomma, tutti, bravo. io spero che questi lavoratori insomma abbiano un attimino, cioè, di coscienza di andare a votare, insomma, perché adesso c'è sempre il problema del quorum, no? Il
referendum che deve superare il quorum. E che qua sarebbe da cambiare un attimino, insomma, se il cittadino non va nel momento in cui è il suo momento, che può dire proprio la sua con il suo voto, con il referendum, e tra l'altro su tematiche del lavoro che prende tutti, e sappiamo ormai ultimamente che tipo di lavoro c'è e i nostri ragazzi hanno, insomma. Quindi cerchiamo di fare questo passaggio, questo passo, sforzino. un piccolo sforzo. No, purtroppo no, hai ragione, la disaffezione verso il voto purtroppo è sempre più, insomma, potente, però è anche vero che una delle motivazioni, che ovviamente noi non condividiamo, però una delle motivazioni è ma tanto non cambia niente. Allora i referendum sono una cosa diversa perché sono uno strumento di democrazia diretta, cioè il cittadino è chiamato direttamente lui a dire la sua, per esempio, sulla responsabilità dei datori di lavoro in caso di incidente. No? Allora, se per esempio se vincerà il sì in questo caso, vorrà dire che l'azienda non può subappaltare e poi subappaltare, poi subappaltare ancora, poi ci sono gli incidenti che sappiamo che sono una marea, cioè siamo a livello di 3 morti al giorno. E responsabile perché la ditta ultima era una cooperativa di 2 persone, no? Che non gli strumenti. Quindi, per esempio, la sicurezza è Sì, ma fondamentale. insomma proprio il referendum è proprio il vero organo che il tuo voto vale proprio il tuo voto, insomma, non è che può essere E vale proprio il tuo cambiato, voto. che non può essere Sì, cambiato. sì. Se tu dici sì, è sì, se tu dici no, è no. Quello che più ormai ultimamente è quello che non va a votare per far cadere il quorum. Questo qua è il problema principale dei referendum. Vabbè, Sì. ne No, parliamo. diciamo che non va molto bene No, che la va bene. seconda carica dello Stato Sì, inviti sì. a non andare a votare. Questa è Sì. una cosa veramente bruttissima e molto antidemocratica. Ormai E appunto, come diceva Gianluigi, in questo caso noi non andiamo a votare per una persona che poi ci rappresenterà e chissà esatto. come, chissà se. Andiamo a votare e diciamo sì, no. Ovviamente noi siamo... Ma di solito quando il consiglio è di andare al mare, darsi consigli porta sfortuna, no? A chi li dà. Speriamo. Va bene, allora, ma comunque ne parleremo anche martedì prossimo sui referendum. Adesso passiamo un momento molto più ludico, più sereno. Allora, come associazione La Rete che crea questo programma, questo progetto di Radio Nostra con il Giro del Mondo in 80 giorni, c'ha anche nel suo bagaglio, nel suo bagagliaio, anche i corsi di musica. E sabato e domenica siamo alla fine di questi corsi e percorsi iniziati a ottobre dello scorso anno, e quindi abbiamo i ragazzi che hanno studiato, che hanno fatto i loro bravi compiti musicali, che si esibiscono, e abbiamo 2 serate, il sabato 17 e domenica 18 maggio, dove a Cassavia, al teatro, in sala teatro, e quindi ringraziamo anche il comune che ci ha concesso gratuitamente la sala teatro per fare questa esposizione dei piccoli artisti, no, perché ci sono anche adulti che fanno i corsi di musica. Allora, ripeto, sabato abbiamo diviso in due modi, diciamo, i corsi che facciamo, in 2 tempi. Il primo sabato abbiamo tutta la parte musicale, con i corsi di batteria, chitarra, tromba, violoncello, pianoforte, che si esibiscono i ragazzi alle 17:30, mentre domenica abbiamo anche il corso di musical che fa Art Time School con C'era una volta Peter Pan, il piccolo musical, con le coreografie di Cristina e di Citria, la tecnica vocale
l'insegnante di canto Fierina Federici, preparazione ai dialoghi Elena Quintavalli e 15 ragazzini che sono veramente una cosa strepitosa da vedere e da seguire. Si basa un po' con le canzoni di Edoardo Bennato, quindi è una cosa bella, divertente. Vi invito a venire sabato, sempre alle 17:30 e domenica lo stesso alle 17:30. Alla fine del musical ci sono anche il saggio degli allievi di canto e di danza, quindi due momenti così anche per dare un po' di risalto, insomma, no? A questi ragazzi che si danno da fare. È di gratificazione, certo, Sì, dopo un esatto, anno insomma, una di certa. impegno è giusto. E farli anche, perché anche il momento, anche se sembra, diciamo così, una cosa semplice, no? Il suonare, ma anche dei brani semplici su un palco, però anche quello crea ed è un momento di crescita per i ragazzi. Certo. Beh, sono sicuro comunque che la gratificazione non sarà solo per i ragazzi, ma sarà anche per il pubblico che si divertirà moltissimo Sì, certo. ad ascoltarli. Certo. Bene, direi che abbiamo finito. Siamo andati lunghi nonostante i vari problemi con i microfoni. Avete ascoltato Il Giro del Mondo E in aggiungo, 80 nonostante i giorni, buoni a cura di propositi. Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. Grazie A e martedì buonasera. prossimo. Bene, ecco qua la sigla, adesso abbasso il volume, così possiamo dirci niente, buonanotte, buon pomeriggio, buonasera, buona mattinata per chi ci ascolta la mattina. Ci sentiamo martedì, cosa dite? Ci siete? Martedì prossimo, grazie a tutti. Prossimo, che dovrebbe essere l'ultima della stagione. Poi faremo gli speciali. Bene, a martedì, ciao a tutti, buonanotte.